La terza corsa è una prova per i gentleman, in particolare è una delle prove di selezione nella regione Emilia-Romagna per il campionato italiano gentleman. Sono in 7 a partecipare dietro le ali della macchina, con i favori del pronostico per Jordi Jack Matteo Zaccherini con il numero 7, con il numero 6, scusate, e cavallo sicuramente a suo agio nel contesto, giochicchiata Ginevra d'Alifonto numero 3, va a 2,40. Gli altri a 9 Gioia con Big F, la terza forza del campo. Macchina in movimento, all'1 Grace Kelly Matley, Vittorio Miniero, 2 Giorgio Del Sile, Michela Rossi, 3 Ginevra d'Alifonte, Daniele Zanardi, 4 Gioia con Big F, Giuseppe Leanza, 5 Gambler Trio, Andrea Orlandi, 6 Jordi Jack, Matteo Zaccherini, 7 Java dei Greppi, Patrick Romano. Autostart inizia ad accelerare, non tocca l'ala Gambler Trio. Sono partiti con veloce Ginevra d'Alifont che contiene Gioia con Big F, all'esterno Jordi Jack, poi in corda George Del Sile. Ginevra d'Alifont al comando nei confronti di Gioia con Big F che si sistema a seconda. Jordi Jack in terza posizione, avanti a George Del Sile, mentre all'esterno prova ad avanzare Gambler Trio. 14,6 i primi 200 metri di corsa, muove Jordi Jack che sposta dalla corda anticipando Gambler Trio e va all'esterno di Ginevra d'Alifont. E così i due più attesi, uno accanto all'altro, dopo 400 in 30. Ginevra d'Alifont in vantaggio, Jordi Jack di fuori, alla corda rimane Gioia con Big F che precede Giorgio Del Sile, poi Gambler Trio, Java dei Greppi. 600 iniziali in 45. Jordi Jack mette pressione a Ginevra d'Alifont sotto alle tribune e non la lascia respirare. E al passaggio degli 800 metri i due passano in 59,2 addirittura il primo giro, 14,2 sotto alle tribune. Con Ginevra in vantaggio, Jordi di fuori, Gioia con contatto, mentre galoppano in coda sia Grace Kelly Matley che Java Grace dei Kelly Greppi. Matley squalificato. Primo chilometro se n'è Numero andato in 7 Java dei 1,14,1. Greppi squalificato. Insiste all'attacco Jordi Jack, si difende Ginevra d'Alifont. Jordi che sopravanza l'avversario, ancora non passa però quando siamo all'imbocco dell'ultima curva. Jordi Jack che insiste su Ginevra d'Alifont, poi Grace, poi Gioia con Big F avanti a Gambler Trio. Quando siamo a metà dell'ultima curva, Ginevra d'Alifont tiene ancora le punte di dentro a Jordi Jack che si allarga un po', cerca di venire in mezzo alla pista invece Gioia con Big F, in vantaggio Jordi Jack, si riprende Ginevra, a largo di tutti Gioia con, si difende Jordi, insiste Gioia con, di dentro Ginevra, Gioia con che va su Jordi che si difende sul palo. Probabilmente Jordi Jack ma è molto molto stretta. 31,4 ad arrivare, 1,14,6 il ragguaglio cronometrico. Ci sarà fotografia tra Jordi Jack che si è speso per stendere Ginevra d'Alifont, è intervenuta Gioia con Big F all'esterno e sul traguardo ancora Jordi Jack. Matteo Zaccherini porta a casa questa corsa, Enrico Fiaschi al training, i colori della Limitless.